Eder. Mac. Pallister. Sebastiano, buongiorno. Ciao. Bene, te ha qualche mega chiamato, Sergio? Sì, mi ha detto, sì. Te ha E qualche... niente, siamo disperati, non riusciamo a capire. Adesso oggi è una settimana che la manca. ma Dio mio, ma non si sa niente? Guarda, che avevo anche passato bene gli ultimi 3 giorni. Sabato erano da amici perché avevo presentato un libro che avevo aiutato anche me fotograficamente. Dopo domenica siamo andati a Grado a pedalare e lunedì siamo andati in sauna in Slovenia tante ore, e dopo la sera siamo andati a cena da amici e il martedì mattina abbiamo fatto la colazione, se l'ha fatto la lavatrice, l'ha messo a asciugare, l'ha sistemato tutto, mi sono andato via alle 8 e dopodiché sono tornato, non l'avevo più trovata, va bene, era normale perché andava giù in città, una roba l'altra. Sì. E dopodiché l'ospedale la sera e alle 10 di sera sono andato in questura e ho fatto denuncia. Ma non te hanno anche chiamato prima sul telefono, niente, non Ma la no, rispondeva? perché sai, i telefoni a casa. Mi ho trovato i telefoni che al ritorno ho detto, l'avrà dimenticato. Sì. A pensare che no, è così. Sì. E documenti e cosa la con sé? Ma tutto è la borsa, tutto quanto, vabbè. E ho scelto anche una bella borsa, una Dieselguay, che era così contenta e niente, dopodiché sparita. Ma aspetta, la polizia che ho visto se l'ha fatto qualche transazione bancomat? Sì, è tutto sotto controllo. Sì, non si sa niente? No, non si sa niente, tutto sotto controllo, tutto sbagliato, c'è la polizia in casa, che guarda dappertutto, in cantina, di qua e di là. Mi ha chiesto di guardare se c'è soldi in casa. Sì. Mi avevo aperto cassetti che non ho mai aperto in vita mia, di Lilli, e l'ho trovato 2000 euro, però mi aveva detto che comunque era sti soldi perché se era bollette qualcosa da pagare, pagavo, insomma. E così siamo veramente, mi sono proprio... ma sì, che non la resta nessun, almeno che la celeva ma penso, neanche il telefono... Le amiche me la telefonate tutte, ma aspetta, ti ha provato a chiamare Silvia, che se avessi Silvia qualcosa, perché mi non ho il suo numero. Sono andato da Silvia, abbiamo parlato, abbiamo telefonato, sono andato a casa sua. Sì. Ti manderò WhatsApp. Sì, mandimi per WhatsApp il telefono, perché c'è ti anche di Sergio il WhatsApp. Sì, il numero di telefono di Sergio te lo dà. No, lui mi ha chiamato mi pare del numero di casa e non mi ha restato il numero. Okay. Se ti mi puoi mandare di Sergio e di Silvia. Sì. Ok, va bene, dai, farò così. Dai. Perché se la hai i documenti e la borsetta con sé, se c'è qualcosa. Io ogni giorno, guarda, ogni giorno se peggio qua. So. Non arrivo, non so. No. Sì. Veramente, guarda, no. E niente, non ti ha cosa fare che aspettare. Non ti ha cosa fare che aspettare notizie. Cosa è successo? Perché non la torna a casa? Ma che non la saria sentire mai, che non la sei in qualche ospedale o qualcosa? Ma abbiamo cercato tutto negli ospedali, qua e là. La macchina c'è a casa? Ma sì, la macchina, la moto anche, la lì del studio. Non arrivo, ti dico, vado avanti in giro come un zombie. Credo. Non parlo con nessuno, qualche dubbio domanda, mi telefona 100 di loro, le amiche, magari telefonato e tutte così, tutti di colà. Buon Sebastiano, niente, mandimi questi 2 numeri e se c'è qualcosa fammi sapere. Va bene. Sì, Ale. Okay. Ale. Grazie. Ale, ciao. Ciao. Il metodo dei consulenti televisivi. Prima pro-Cattaneo ma è suicidio. Ora anti-Cattaneo per salvare la faccia se è omicidio.
Nel panorama televisivo italiano sembra esserci una regola non scritta che ormai si ripete con inquietante puntualità. Alcuni consulenti forensi prima difendono con fermezza una tesi e poi, quando i fatti o l'opinione pubblica iniziano a prendere una piega diversa, cambiano drasticamente posizione per non perdere credibilità. Il caso Liliana Resinovic ne è l'ennesima dimostrazione. Uno dei protagonisti di questa parabola è il generale Luciano Garofano, che fino a poco tempo fa parlava con ammirazione della professoressa Cristina Cattaneo e della sua equipe, sottolineando l'alto livello della loro competenza. Non solo, in passato si era speso più volte per avallare la tesi del suicidio, spiegando come i dati raccolti indicassero un'assenza di segni di violenza compatibili con un omicidio. Ora, però, assistiamo a una sorprendente inversione di marcia. Improvvisamente la perizia della Cattaneo non è più così convincente, anzi, presenta limiti e incertezze. Che è successo? È cambiata la scienza forense o semplicemente si è capito che, per restare in piedi, bisognava spostare il baricentro del discorso? Nel corso dell'ultima apparizione televisiva, Garofano ha enfatizzato l'importanza di un nuovo esame condotto sulla lesione al labbro della vittima. Questa ferita, ha spiegato, sarebbe la più fresca e meglio conservata, e quindi potrebbe fornire informazioni cruciali per dotare con precisione gli eventi che hanno portato alla morte di Liliana Resinovic. Fin qui nulla di strano, se non fosse per un dettaglio: chi ha curato le analisi, chi ha lavorato sui reperti e chi sta tentando di dare una risposta scientifica al caso? Guarda caso, proprio il team della Cattaneo. Ma anziché dare fiducia ai risultati, ora si insinua il dubbio. Perché? Fino a qualche mese fa, gli stessi consulenti sottolineavano con sicurezza che non c'erano segni evidenti di un'azione violenta e che il suicidio fosse un'ipotesi concreta. Ora, invece, ci raccontano che la scienza medico-legale è imperfetta e che ci sono limiti oggettivi che potrebbero impedire di giungere a una conclusione definitiva. Insomma, quando serviva difendere la tesi del suicidio, i margini di incertezza non erano un problema. Adesso che l'idea di un coinvolgimento di terzi è tornata a farsi strada, improvvisamente si scopre che la scienza non è perfetta e che le informazioni raccolte potrebbero essere incomplete. Un bel modo di girare la frittata, senza mai ammettere di aver preso una posizione affrettata in passato. Ma d'altronde, lo schema è sempre lo stesso. Prima si abbraccia una tesi con decisione, magari criticando chi la pensa diversamente, poi, quando il vento cambia, si inizia a seminare dubbi e a mettere le mani avanti per non rischiare di essere smentiti. Ecco il vero nodo della questione: non si tratta di scienza. Non si tratta di dati oggettivi, ma della necessità di non fare la figura di chi ha sbagliato analisi e valutazioni. Se la Cattaneo avesse confermato il suicidio, Garofano e altri consulenti avrebbero continuato a elogiarla. Ma siccome il nuovo esame potrebbe portare a conclusioni diverse, ecco che spuntano i dubbi sulla conservazione del corpo, sugli errori iniziali delle indagini e sui limiti della medicina legale. La realtà è che nel dibattito televisivo sulla cronaca nera non conta arrivare alla verità, ma restare sempre in una posizione sicura, cambiando schieramento quando necessario. I consulenti diventano veri e propri equilibristi della parola, capaci di elogiare e criticare la stessa analisi nel giro di pochi mesi, senza mai perdere autorevolezza agli occhi del pubblico meno attento. Resta da chiedersi se qualcuno si prenderà mai la responsabilità di aver spinto per mesi un'interpretazione che forse non stava in piedi. Chi ha frettolosamente sostenuto il suicidio ignorando possibili elementi contrari ammetterà di aver sbagliato. O assisteremo alla solita manovra di retromarcia strategica, condita da qualche frase sulla complessità della scienza e sugli ostacoli oggettivi? Purtroppo, la risposta è già scritta. La vera regola della cronaca televisiva è questa: quando si può, si dà l'impressione di sapere tutto. Quando i fatti smentiscono, si parla di incertezze scientifiche. E così si continua, caso dopo caso, senza mai dover rendere conto delle giravolte. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.